Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati, subito pronti per vedere una nuova ed entusiasmante partita e inizio questo video in modo particolare con una frase molto celebre, qualcuno di voi chissà quante volte potrebbe averla sentita, ed è questa: essere o non essere, questo è il problema. L'autore di questa frase è il protagonista del nostro video. Ed eccoci subito pronti per vedere insieme la partita. A chi apparteneva quella frase? Al famosissimo William Shakespeare, autore internazionale riconosciuto e conosciuto un po' in tutto il mondo, è famoso per i suoi romanzi, le sue tragedie, tra cui Romeo e Giulietta, e visto il periodo di San Valentino, quale partita più romantica da proporvi. Pochi di voi sapranno, e io stesso fino a qualche settimana fa non sapevo assolutamente della sua passione scacchistica. Troverete tantissime informazioni sul web. E tra l'altro, tra le tante, partite che lui ha giocato, ce n'è stata anche qualcuna commentata e pubblicata in una rivista a tema scacchistico. Quindi stiamo parlando di tantissimi anni fa. La partita che vi propongo è stata commentata da William Shakespeare. Con il bianco abbiamo un giocatore amico dello scrittore tale Pinch, e con il nero il suo avversario Bottom. La partita è iniziata così, quindi E4, E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere C4, apertura nota, quindi posizione principale dell'apertura italiana, e dopo la quale il nero decide di giocare con cavallo F6. Qualcuno di voi subito avrà notato la possibilità del bianco di saltare in G5, giocando il famosissimo tema del fegatello, quindi questo attacco su quel pedone F7 al quale il nero può rispondere per difendere tutto e comunque cercare di ridurre l'iniziativa del bianco con questa mossa D5. La partita non è andata così, non è stata giocata in modo tagliente, in modo dinamico, ma è stata giocata una più semplice mossa di attesa. D3. D3 è una mossa che chiaramente libera rapidamente il nostro alfiere, prepara l'arrocco. Potevamo già arroccare da prima, però qualcuno era importante per il bianco difendere il pedone in E4, e quindi quel difensore adesso è il pedone in D3. H6 mossa logica, neutralizziamo il tentativo di inchiodatura del bianco. Cavallo C3, alfiere B4, e a questo punto, dopo che il bianco mette il re al sicuro, il nero gioca una mossa imprecisa. Lo stesso Shakespeare, in questo documento pubblicato, se voi cercate su internet Shakespeare Chess Newspaper, troverete senz'altro riferimento a questa partita. Lo stesso Shakespeare commenta: ok, mossa doppia, perché mai un giocatore deve tornare indietro, deve muovere due volte in modo consecutivo lo stesso pezzo. Sono esattamente d'accordo con lui. Solitamente in apertura, ma cosa importantissima finché non abbiamo messo il re al sicuro, muovere lo stesso pezzo significa dare opportunità al nostro avversario. Il bianco non si tira indietro, cavallo D5 all'attacco. Quindi vogliamo cercare di conquistare spazio, e questo spazio lo conquistiamo portando fisicamente un nostro pezzo lì al centro della scacchiera. A4 per il bianco, A6, alfiere 3, e a questo punto, dopo il cambio, la posizione che si ottiene vede, possiamo interpretarla in questo modo. Il bianco ha il controllo totale del centro, perché anche questo pedone in E3, per quanto brutto perché è un pedone doppiato, comunque sia controlla una casa centrale. Il pedone 4 lo aiuta perché fisicamente occupa una casa centrale e minaccia, o comunque sia controlla, sostiene la casa D5, e il pedone D3 anche lui protagonista di questo controllo massivo lì al centro della scacchiera. Il bianco si ritrova anche con una colonna semiaperta. Ricordiamo che durante il corso della partita ci saranno sempre colonne aperte, colonne chiuse, colonne semiaperte come questa qui, nella quale abbiamo soltanto un pedone presente. Quindi il pedone del nero fa in modo che questa colonna si chiami semiaperta, e questa torre è veramente forte perché comunque sia insiste in una zona della scacchiera dove si trova il re del nero. Più avanti, chissà, ci potrebbero essere anche possibili coordinazioni sulla casa F6. D6 per il nero, cavallo per F6, la donna ricattura, e cavallo D4. Come vedete, l'efficacia e l'attivazione della colonna semiaperta permette al bianco di creare questa intermedia. Il bianco attacca la donna, che si sposta in G5. A questo punto, dopo la cattura in C6,
In realtà c'è una mossa imprecisa perché il nero potrebbe catturare qui in E3 dando scacco, quindi giocando un'intermedia importante, ma il nero decise di catturare C6. William Shakespeare commenta: ok, mossa dubbia, si è perso l'attimo, ok, questo è molto evidente, e rientra diciamo in quell'aspetto del gioco dove le mosse intermedie sono poi quelle fondamentali e quelle che portano in vantaggio o in alcuni casi salvano il risultato. Don F3 giocata, alfiere 6 e dunque dopo il cambio quel controllo massivo lì al centro del bianco di cui parlavo prima, diciamo che viene un po' neutralizzato da questa massa di pedoni che convergono tutti lì verso il centro. C'è da dire che il bianco mantiene un leggerissimo vantaggio per via di quel pedone che lì verso il bordo della scacchiera è rimasto da solo, quindi questo potrebbe dare già qualche iniziativa. Don H3, scelta concreta, attacchiamo il pedone 6 che non è difeso da nessuno, il nero decide di difenderlo e dopo torre F3 il bianco si prepara al raddoppio. Il raddoppio delle torri, comunque sia il controllo di una colonna aperta, adesso che questo pedone da F7 si è spostato una colonna più a lato, il controllo della colonna aperta è qualcosa di fondamentale per i vostri pezzi pesanti, in primo luogo le torri e successivamente la donna. Il raddoppio delle torri chiaramente diciamo darebbe un po' di iniziativa al bianco e quindi qui il nero piuttosto che cedere con facilità la colonna, anche se in verità doveva cambiare, quindi io cambio la torre, magari tu mi riprendi e dopo torre F8 chi prende il controllo della colonna sarà il nero. Ma l'inversione di mosse vuole che il nero in questa posizione ha giocato torre F6 e anche qui il bianco dovrebbe semplicemente catturare la torre, perché dopo che il suo avversario ricattura con la propria regina, con la propria donna, arriverà torre F1 e chi ha il controllo della colonna è il bianco, che è soddisfatto, contento, felice di aver raggiunto questa posizione. Dopo torre F6 il giocatore con il bianco, quindi stiamo parlando di due giocatori amatoriali con buone conoscenze scacchistiche, ma comunque sia giocatori umani. Utilizzo questo termine per non indicare grandissimi campioni, comunque giocatori di livello mondiale. Dopo torre F1 dopo torre F6 il bianco lineare gioca torre F1, il nero fa lo stesso e a questo punto il bianco non si tira indietro, gioca una mossa che visto chi sta commentando, non in questo caso me, ma William Shakespeare, direi una mossa romantica. Nel gioco degli scacchi, non so se tutti conoscono questo termine, molte volte viene associato la parola romantica a posizioni molto taglienti, dinamiche, complesse. Ad esempio la famosissima partita di Andersen, che vi invito a cercare, quella lì viene chiamata la classica partita romantica di scacchi, dove ci sono sequenze di mosse complesse dove poi alla fine si crea un'armonia fantastica tra tutti i pezzi per poi raggiungere l'obiettivo finale, che in alcuni casi è lo scacco matto. Ok, G4 l'inizio di un tentativo, perché per la posizione di per sé non è che abbiamo chissà quanti pezzi, comunque l'inizio di un tentativo di complicare il gioco, quindi cercare di creare un gioco complesso. Chiaramente cerchiamo degli squilibri perché prima o poi potremmo cercare di preparare le sprint in G5. D5 per il nero, donna G3 e dopo D4 semplicemente arriva la cattura, ricattura, e non sono convinto, comunque personalmente ritengo che questa spinta aiuti il bianco, perché il bianco si è tolto, ha rimosso dalla scacchiera il suo pedone debole, il suo pedone doppiato, mentre i pedoni del nero sono lì comunque tutti deboli tra loro. Quale potrebbe essere il piano coerente? Il bianco dovrebbe cercare di giocare H4 per poi proseguire con G5 in pieno stile romantico. Adesso propongo delle mosse, però non date tanta importanza, la partita non è andata così, però il piano del bianco potrebbe essere cercare di giocare qualcosa del genere, quindi giocare G5, catturo, catturo, per poi portare un pedone G6 e chissà, provare a creare qualche rete di matto. Purtroppo tutte queste sequenze verranno vanificate da un controgioco del nero, che è semplicemente cambiare le torri
e a questo punto la donna, che aveva un ruolo di sovraccarico, svolgeva due compiti: difendere la torre, difendere il pedone, e non potrà più difendere il pedone G, e dopo torno per G5 le possibilità di attacco del bianco sfumano, anzi contropiede, controgioco, qui è il nero che attacca. Dunque, tornando in questa posizione, dato che H4 per lo stesso motivo che abbiamo visto prima non funzionerà, e il giocatore con il bianco ha deciso di cambiare in F6, e dopo il cambio torre per F6 per poi riprendere lì in C7. Ok, mossa furba, poi di fatto abbiamo un pedone in più, e da bianco, dato che abbiamo un pedone in più, dobbiamo cercare di mantenerlo. Il più delle volte, quando siamo in un finale di donne, di regine, il materiale è importante, ma non così importante come la sicurezza del re. Infatti qui vi dico che il re del bianco è senz'altro più esposto del re del nero, quindi se il nero decidesse di giocare qualcosa del genere, tipo donna F3, per poi iniziare a dar fastidio dando tanti scacchi e attacchi al re bianco, il re bianco non potrà difendersi da questi scacchi. Il più delle volte, nei finali di donne, il giocatore che sta peggio si rifugia in uno scacco perpetuo. E5 giocata in partita, donna scacco, re H7, donna scacco, mossa furba, abbiamo un pedone in più. Nei finali di pedoni, giocatore che ha un vantaggio materiale quasi sempre vince, quindi il cambio è fortissimo, e chiaramente la posizione raggiunta è semplice. Come vedete, in questo finale abbiamo una posizione molto semplice da gestire. Bisogna fare un po' d'attenzione, però è molto probabile che il bianco riesca a promuovere uno dei suoi pedoni. Le debolezze del nero sono il pedone in A6 che è rimasto lì da solo, quindi un pedone isolato, il pedone C6 arretrato, F6 arretrato, H6 isolato e arretrato. Quindi vedete che dal punto di vista materiale comunque sia si ha un pedone in meno, però oltre a questo ci sono delle debolezze. Un giocatore con il bianco molto creativo potrebbe inventarsi un percorso del genere, ok, magari proprio qui no, quindi un passo per volta per andare a prendere il pedone in A6. Vi assicuro che volendo si può giocare anche così. Il bianco ha deciso di giocare H4, il nero F7, e come vedete io da bianco paradossalmente potrei giocare proprio questo percorso per andare a mangiare il pedone più debole. Ci sono tanti modi per proseguire, l'importante è che quando voi abbiate un finale di pedoni dovete cercare sempre la sequenza più sicura, quella che limiterà il controgioco avversario. C4 giocata in partita, presa al passo dubbia, perché l'unico tentativo che ha il nero per pareggiare è cercare di chiudere la posizione. C4 non è una buona mossa, perché in questo momento se il nero giocasse a 5, come vedete il pedone A insieme al suo compagno pedone C effettivamente bloccano il pedone di vantaggio del bianco, quindi non è così facile vincere qui, e vi assicuro che probabilmente giocando le mosse migliori ci sarà comunque poco da fare. Sul lato di donna non si passa più con il proprio re, e sul lato di re qualche tentativo è possibile, però comunque sarà vano, perché il re nero è lì pronto a murare il percorso, la strada al re bianco. Quindi C4, punto interrogativo, ma colpo di scena. Anche qui William Shakespeare si diletta con un commento sorprendente. Ok, cosa è accaduto, cosa abbiamo visto? Ed effettivamente dopo C4 pedone prende al passo, e dopo pedone per il fortissimo, diciamo, pedone in più, che è il pedone D. Ok, indico il pedone D come pedone in più perché il pedone che davanti a lui non ha nessuno. La partita continua, re G6, re F2, H5 giocata, re F3 mantenendo un contatto con il pedone G, e dopo re H6 arriva D4. Solitamente in tutti i finali di pedone il nostro pedone libero, il nostro pedone in più, lo chiamiamo pedone candidato. Candidato a cosa? Non è candidato alla presidenza, è candidato semplicemente alla promozione. Davanti a lui non ci sono altri pedoni, quindi spingere il pedone D è un buon modo per proseguire, quindi cercare di fare questo percorso che è colorato di blu, e quindi raggiungere la promozione. Pedone per G4, re per G4, la ripresa lì al centro, 4 contro 3, chiaramente qualcuno andrà in avanti. Re G6, H5, e adesso
c'è una regola dei finali di pedoni che riguarda il pedone più lontano. Il pedone più lontano è sempre una buona esca per vincere. Allora la partita prosegue, qui il bianco gioca F5 e vi dico che dopo la cattura in H5 il bianco cattura e nel giro di poche mosse promuove un pedone, poi catturerà gli altri due e promuoverà 3 regine. Non è necessario riproporla fino alla fine, perché raggiunta questa posizione siamo tutti certi che i pedoni bianchi, dato che hanno la strada libera davanti a loro, promuoveranno. Ok, rivediamola dall'inizio, quindi E4, E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere C4, apertura italiana, variante tranquilla, quindi gioco piano, variante con D3. H6 sulla scacchiera per evitare alfiere G5, cavallo C3, alfiere B4 e dunque la partita continua verso schemi molto più tranquilli. Prima imprecisione per il nero, muovere più volte lo stesso pezzo in apertura chiaramente è qualcosa che aiuta l'avversario ed effettivamente il bianco è contento rafforzando e portando un pezzo lì al centro della scacchiera. La partita continua, dopo D6 cattura in F6 e qui c'è da dire che probabilmente questa potrebbe essere un'altra manovra interessante dal punto di vista del bianco. In fondo la colonna F è di totale controllo dei pezzi chiari e quindi si potrebbe tranquillamente continuare in questo modo. La partita continua, imprecisione per il nero, occhio perché donna per E3 è questo scacco intermedio che darebbe ragione al gioco del nero. Continua il tutto e a questo punto si va verso un gioco pari dal punto di vista materiale, ma il bianco ha qualcosina in più in virtù del fatto che questo pedoncino lì verso il bordo della scacchiera chiaramente soffrirà un po'. La partita continua, quindi cattura al centro, cambio delle torri, qui l'unica mossa che mantiene in parità la posizione è la cattura col pedone G, però dopo donna per C7. Consiglio importante, nei finali di donna è molto più importante l'attività del vostro pezzo, quindi è anche molto importante la sicurezza del proprio re. Il re del bianco è molto più scoperto rispetto al re del nero, e allora qui il nero senza tirarsi indietro deve andare lì alla caccia di qualche scacco perpetuo, comunque di qualche fastidio. Non è così, colpo di scena, cambiate le donne, si rientra in un finale molto facile da giocare. C4, punto interrogativo, se non fosse per la presa al passo che è stata la mossa della partita, sarebbe stato molto difficile per il bianco vincere. La partita dunque continua, regola del pedone lontano, il pedone lontano adesca sempre il re avversario verso di lui e questo permette al nostro re di entrare e conquistare spazio e in questo caso riuscire a catturare tutti i pedoni. Ok, non tutti sapevano che, o comunque non tutti magari potevano essere a conoscenza che anche William Shakespeare è un appassionato di scacchi e come vedete il gioco degli scacchi è un gioco così affascinante che negli anni incuriosisce un po' tutti. Anche voi stessi che state osservando il video siete rimasti affascinati, innamorati da questo gioco e dunque auguro a tutti un buon San Valentino e appuntamento al prossimo video. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!